In Gimona, regional leaders inaugurated a new training hub dedicated to resilience and sustainable development. Inspired by the lessons of the 1976 earthquake, the project aims to strengthen long-term planning and better prepare communities for future emergencies. In realtà è guardare al futuro. Grazie all'esperienza del terremoto nei 50 anni abbiamo voluto insieme all'università creare questa scuola di alta formazione per cercare di creare tutta quell'infrastruttura non soltanto fisica ma anche di conoscenza necessaria per affrontare le emergenze. Questo non vuol dire prevedere qualsiasi cosa, questo non vuol dire intervenire o essere in grado di intervenire su qualsiasi cosa, perché purtroppo i margini di rischio permangono, ma migliorarsi e ridurre questo margine di rischio attraverso diversi interventi, sia quello infrastrutturale, sia quello della conoscenza delle persone, per esempio sui comportamenti in caso di emergenza, sia in termini legislativi per agevolare il più possibile gli interventi senza rallentamenti dovuti a burocrazie eccessive.